Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del canale Scolmatore qui in quartiere Pertini, dove lo scorso ottobre un bimbo di 4 anni ha perso la vita. Da anni i residenti del Pertini chiedevano di intervenire sul canale Scolmatore in cui hanno perso la vita 4 persone, ultimo un bimbo di 4 anni che si era allontanato a piedi. Come comitato di quartiere ci siamo attivati da subito per trovare delle soluzioni che mettano in sicurezza questo canale, perché non debba succedere più fatti di questo genere. Penso che per il prossimo mese sia terminato il tutto e finalmente potremo passeggiare in sicurezza. Il canale alle sponde, se cade qualcuno non c'è la possibilità di risalirci. Sì, ci sono un paio di scalette, ma con molta onestà sono impraticabili e comunque distanti una dall'altra. Qui serve invece risistemare, come vedete alle mie spalle stanno sistemando l'argine, e poi da quello mettere una rete che impedisca chi ci passa vicino di finirci dentro il canale.